In tanti hanno partecipato alla festa per i 70 anni del campanile di Romano Dezzelino che si è svolta nella giornata di Sant'Antonio. Un programma ricco, a cominciare dalla rievocazione della chiamata del campanile, la gara a tempo coi bambini che hanno percorso il giro della chiesa portando una carriola carica di pietre in ricordo dei nonni che scendevano in piazza quando le campane li chiamavano a raccolta per aiutare i manovali del campanile. Un campanile di 52 metri d'altezza costruito insomma da un intero paese. Immancabile il momento conviviale allietato dalle melodie dei campanari corda e musica che hanno dato prova delle loro abilità tirando le corde delle 6 campane. E poi tanti aneddoti raccontati dall'esperto di tradizioni Roberto Popi Frison e ancora ricerche e curiosità recuperate nell'archivio parrocchiale. Una grande festa che ha fatto rivivere ai presenti la bellezza dello stare insieme, condividendo l'amore per il proprio paese e sentendosi parte attiva di una comunità.